Importante appuntamento giovedì alle 21 del 10 ottobre al Teatro Regina Margherita di Racalmuto con la serata I volti e le maschere di Pirandello. Sarà un momento unico nel cuore del Festival Pirandelliano che celebrerà il grande drammaturgo siciliano attraverso un programma d'eccezione. L'evento sarà suddiviso in due parti. Nella prima andrà in scena lo spettacolo L'uomo dal fiore in bocca, interpretato dall'acclamato attore e regista Michele Placido, che darà vita ad uno dei capolavori di Luigi Pirandello, esplorandone le tematiche della vita, della morte e dell'identità che caratterizzano l'opera del maestro. Nella seconda parte avrà luogo la cerimonia di premiazione con l'assegnazione di due prestigiosi riconoscimenti, il premio Caos e il premio Pippo Montalbano. Giunti alla 15ª edizione, questi due premi sono indissolubilmente legati alla settimana pirandelliana di cui Pippo Montalbano è stato uno dei principali artefici e promotori. I vincitori del premio Caos, dedicato alla celebrazione di figure artistiche e culturali che si sono distinte nella diffusione e promozione dell'opera pirandelliana, verranno svelati direttamente durante lo spettacolo. Il premio Montalbano invece è stato anche quest'anno assegnato a figure che hanno contribuito a mantenere vivo l'impegno del compianto attore siciliano nel teatro e nella cultura. In particolare dopo la consegna in anteprima del riconoscimento all'attore agrigentino Gianfranco Iannuzzo, avvenuta lo scorso 30 di agosto nell'esclusivo scenario del Teatro dell'Efebo di Agrigento, il premio Montalbano sarà attribuito all'attore e regista Michele Placido, allo scrittore e saggista Salvatore Indelicato, all'imprenditrice Gabriella Cucchiara e al regista, scultore e pittore agrigentino Silvio Benedetto. Questo festival non sarà solo una celebrazione delle opere teatrali e letterarie di Pirandello, ma sarà propedeutico al film inedito Eterno Visionario, diretto da Michele Placido, che uscirà nelle sale il 7 di novembre ed esplorerà aspetti meno noti della biografia di Pirandello, concentrandosi sul suo percorso umano, il rapporto con la famiglia e le sue radici agrigentine.